E rieccoci a Tango, il talk show che cambia il ritmo delle notizie. Questa sera stiamo parlando di un tentativo di entrare nel Guinness dei primati con la Kayak K2 sulla distanza delle 110 miglia. Ci eravamo lasciati parlando con l'assessore allo sport Ornello Teso, che insomma ha portato il saluto della città di San Donà a questi due validi atleti. Assessore, domanda a bruciapelo, se la sentirebbe di fare un'impresa anche lei in kayak? No, assolutamente non ci penso proprio. Non mi sfiora neanche l'idea poi di uno sport estremo, proprio nella maniera più assoluta. Io sono un po' legato perché a loro, a Barbieri, nel 2008, subito dopo le elezioni o un mese dopo, ero a Caorle per la Nuotiamo Insieme, questa stupenda manifestazione organizzata dalla Piave Nuoto, e loro sono arrivati tutti belli e sono arrivati freschi. Io ho detto, questi hanno fatto una traversata così e li vedevo in forma, cioè, mi sono stupito, e da lì dico, beh, evidentemente si può andare oltre, e vedo che Roberto insomma ci ha pensato subito, coinvolgendo. Ecco, io volevo porre però una domanda, se me lo consenti. Prego, perché mi ruba il mestiere l'assessore. No, li vedo un po' diversi uno dall'altro, nel senso che c'è una prestanza fisica, Roberto è un po' più smizzo, ma anche di età, cioè funziona bene la barca con questo mix, o non so, cioè è una che cosa dà la forza per arrivare, per tentare il record? Elementi fondamentali sono la motivazione di raggiungere un obiettivo comune. È ovvio che poi, cosa che poi si raggiunge tramite tante ore di allenamento, serve un grande affiatamento e una grande armonia nella coppia. È vero, ci sono delle differenze fisiche perché ci sono un tot di anni di differenza, quindi capacità atletiche differenti, eccetera, però abbiamo davanti a noi altri 6-7 mesi di allenamento, oltre a quelli che già abbiamo fatto insieme, per affiatarci, migliorare ancora l'armonia tra di noi e per arrivare a poter raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, sia psicologicamente che fisicamente. È ovvio che saremo l'uno il supporto dell'altro, perché le difficoltà non saranno solo dal punto di vista fisico e atletico, cioè le capacità atletiche di raggiungere le 30 ore pagaiando a quei ritmi, ma anche la capacità psicologica di arrivare lì. E quindi ovviamente uno deve essere spalla dell'altro in entrambe le situazioni. C'è una grossa compensazione, insomma. Dottor Madeschi, Roberto Barbieri come sta messo a fisico? Ce la fa a fare questa impresa? Il problema l'ha buttato lui prima, effettivamente, quando ha detto c'è un po' di differenza, no? Io sono stato nel 2008, ero a Carlo quando siamo arrivati, ecco, bisogna dire che lo si vede anche dalle foto bene. Allora, le prime imprese effettivamente le ha fatte bene, diciamo che 2007-2008 era un sosia e lo vedevamo bene, perché se guardate la foto si vede che la cicatrice era sull'altra guancia, quindi non era lui e non sarebbe in grado neanche adesso. Ecco dottore, ci vuole spiegare un po' dal punto di vista fisico e quindi anche dal punto di vista medico quali sono le sollecitazioni che si hanno nel fare un'impresa di questo tipo, il fisico come viene provato, come ci si prepara, ma soprattutto anche come li seguite passo dopo passo per vedere se stanno bene? Sì, i problemi sono effettivamente tanti. Bisogna ricordare che l'Italia è l'unica nazione che ha un regolamento molto rigido sull'attività sportiva, è l'unica nel mondo, ecco, non solo in Europa, e quindi bisogna passare determinati test, determinati esami, determinate prove, che comportano sia prove fisiche sia prove psicologiche, attitudinali, per poter progredire in un'attività sportiva di impegno. Per quanto riguarda poi degli sport, chiamiamoli estremi, o sport no limits come a volte si chiama, che vanno oltre il limite, evidentemente ci sono delle situazioni che devono essere valutate da soggetto a soggetto. C'è una tesi che io ho riletto anche recentemente, in cui si dice che ci sono delle mutazioni genetiche per cui le persone che hanno meno recettori della dopamina sono quelle sostanze tipo adrenergiche che stimolano e che danno un maggiore impulso al cuore, alla respirazione, eccetera. Ecco, questi soggetti che hanno meno recettori
sono soggetti che più facilmente vanno a fare sport evidentemente no limits, perché hanno una secrezione aumentata per sopperire alla mancanza di questi recettori. Per cui ogni soggetto è diverso dall'altro, quindi devono essere tutti questi soggetti studiati molto da un punto di vista medico e poi adattare a loro evidentemente le condizioni migliori. Certamente la persona deve avere uno stile di vita buono e quello che è importante, questo stile di vita deve essere sempre continuo, cioè un fumatore non può mettersi a fare questo perché evidentemente l'attività respiratoria non lo permetterebbe e anche l'attività cardiaca. Il giudice. Però questa è la verità, poi che vediamo sportivi anche che lo fanno, non conferma la regola. le eccezioni evidentemente ci possono essere, però non è consigliabile perché evidentemente possiamo avere degli eventi sfavorevoli come poi li vedete anche recentemente in fatti sportivi. Quindi quello che loro, per quello che ho potuto seguire io, hanno sempre rispettato sono stati degli allenamenti molto ponderati, rispettando determinate regole sul tipo di affaticamento, sul tipo di abitudine e anche l'attività psicologica, se vogliamo dire, quella che lui diceva mixing tra le due cose, è molto importante perché il consiglio della persona esperta a quello meno esperto è anche questo un dato importante. Ovviamente Sara, come era prevedibile anche su questo aspetto della preparazione fisica della salute medica, sono arrivate diverse mail, ce ne vuoi leggere una? Sì, allora Francesco Di Musile ci chiede che tipo di alimentazione adottate in preparazione e poi durante l'impresa. Ecco, io questa domanda la rivolgerei prima o a Roberto o a Riccardo per dirci che cosa mangiate. E poi sentiamo dal dottor Madeschi se fate un'alimentazione corretta e che cosa bisogna davvero mangiare. Vai Riccardo. Io durante la fase di allenamento seguo un'alimentazione equilibrata fondamentalmente. È logico che nei periodi di allenamento dove ho un maggior sovraccarico su un lavoro di forza per incrementare la forza, queste cosette qui, tendo a mangiare un po' di più proteine. Nei momenti o nei giorni in cui la mia attività, il mio allenamento prevede delle sedute di tipo fondamentalmente aerobico, che è fondamentale su un'impresa di lunga durata come questa. Puoi spiegarci cos'è un allenamento aerobico velocissimamente per chi da casa non ha ben presente di cosa si tratta? Ok, gli allenamenti aerobici tendono ad aumentare le capacità di resistenza. E la resistenza che può essere muscolare, quindi del muscolo intrinsecamente, oppure organica e quindi dell'apparato cardiocircolatorio e dell'apparato respiratorio. In un'impresa di 30 ore dobbiamo aver ben allenata, oltre alla forza muscolare che è quella che ci serve per spingere con potenza quando serve, anche la resistenza muscolare, perché una resistenza di 30 ore non è poco, è una resistenza di lunga durata e a livello sistemico dobbiamo avere degli apparati cardiocircolatori e respiratori adeguati a mantenere questo sforzo muscolare. Tornando all'alimentazione, nei giorni in cui le sedute di allenamento sono di tipo aerobico e quindi andiamo a lavorare sulla resistenza, è più indicata un'alimentazione basata su glucidi fondamentalmente. Poi, questo in linea di massima. Qualche esempio di alimento che glucidi? La pasta asciutta. Perfetto. Semplice, ok? Da buon italiano. È ovvio che le condizioni di gara sono differenti, per cui gli allenamenti di lunga durata che facciamo, allenamenti di 6, 8, 10, 12 ore, prevedono un'alimentazione lievemente differente, ovviamente spostata sui glucidi e ovviamente devono essere di rapido assorbimento perché comunque sono allenamenti lunghi e il pasto viene consumato in maniera frugale in una brevissima pausa. Lo stesso vale per il momento di gara, anche lì bisogna ben pianificare e organizzare l'alimentazione delle 30 ore che avremo da affrontare e ovviamente cosa da tenere sempre in considerazione è il reintegro dei liquidi, perché uno sforzo di così lunga durata vuol dire un consumo di liquidi incredibili e consideriamo che saremo sotto il sole in piena estate e quindi è fondamentale reintegrare i liquidi perché i danni possono essere seri.
Dottore, alimentazione corretta? Sì, l'alimentazione è corretta sia prima che dopo, durante la gara. L'unica cosa che posso aggiungere, ma penso che se sia dimenticata, è che il tipo di liquidi che devono essere somministrati durante l'alimentazione, durante la gara, devono tener conto che durante lo sforzo, specialmente se c'è il sole, eccetera, diminuisce la diuresi e aumenta la sudorazione, quindi c'è una perdita maggiore di potassio e meno di sodio rispetto alla diuresi, quindi devono essere messi dei liquidi che comportano un maggior apporto di questi. In modo particolare ci sono certi succhi di frutta oppure dei liquidi cosiddetti isotonici che usano gli sportivi, che reintegrano i liquidi ma danno quel potassio che permette alla contrazione muscolare di sopportare meglio lo sport. Tra l'altro in 30 ore di competizione di gara avranno anche dei momenti di crisi, di difficoltà, in quei casi si assumono zuccheri. In quel caso lì si assumono, come però sostanzialmente ha detto lui, devono essere zuccheri a facile assorbimento e quindi devono essere alcuni tipi di zucchero. Per esempio la cosa migliore sarebbe il miele, che però è difficile somministrarlo in questa maniera, per cui si prendono le zollette. Ci sono delle compresse di pappa reale. Sì, ecco, prendere pappa reale. Poi il tè verde è importante. Il tè verde l'hanno usato e gli ho fatto. Ecco, giudice De Zanchi, vogliamo ricordare, prima lo diceva molto velocemente Roberto, adesso specifichiamolo meglio, quanto tempo di pausa hanno per ora e non si possono comunque mai muovere dalla barca. Allora, loro possono accostare la barca a appoggio, fermarsi 5 minuti ogni ora. Di lì devono fare tutto, alimentarsi, muoversi, sgranchirsi, altrimenti passa il record non passa. E possono però sopperire a questo passando avanti 2 o 3 ore e raccogliere il tempo da portarsi più avanti in un momento molto probabilmente di crisi più grosse, insomma. Posso intervenire un secondo? Un episodio che solo Silvio conosce, in occasione del secondo primato, quel secondo spezzone più piccolo, più breve del film, abbiamo visto all'inizio. Che abbiamo visto all'inizio, verso credo tra l'1 e le 2 di notte, noi al largo della laguna di Venezia abbiamo avuto la barca a vela che si è incagliata. Avevamo messo in salvadanaio credo attorno ai 20-25 minuti di riposo che avevamo risparmiato. Diego Nazzari, il mio compagno che è veneziano poi, che conosce bene, a un certo momento chiede alla barca appoggio che ci tiri una cima, ti ricordi? Abbiamo legato la barca appoggio alla poppa della canoa e ci siamo messi noi a spingere dopo 22-23 ore di fatica che avevamo. Tutti fuori bordo. E credo 4 o 5 minuti prima della fine, perché avremmo mangiato tutto il tempo che avevamo accumulato, un po' è salita la marea, lo 0, abbiamo contribuito noi, la barca a vela si è mossa. E lì siamo riusciti a ritornare poi in mare a completare il corpo. Quindi, Gli aneddoti Roberto ne avrebbe un'infinità da poterci raccontare.